Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora la cronaca anzitutto, ieri lo sapete tutti, boschetto di Rogoredo, una di quelle zone franche dove le forze dell'ordine, i nostri uomini in divisa, provano a riportare metro per metro il controllo e la sovranità dello Stato in un contesto appunto fuori controllo. Una pattuglia di poliziotti sta effettuando controlli e un blitz antidroga in Borghese. Mentre sta controllando una persona, compare un'altra persona che risulterà poi essere un 28enne marocchino, che si avvicina agli agenti con chiara postura, atteggiamento minaccioso, estrae una pistola. Nonostante gli venga intimato di fermarsi, continua ad avanzare e a agitare e puntare la pistola verso gli agenti. Uno di questi agenti spara, questa persona muore. Si scoprirà poi che stava agitando una pistola Beretta 92 a salve, una replica perfetta di quella autentica. Ovviamente nella percezione in quel momento dell'agente di sera nel boschetto di Rogoredo con una persona che peraltro aveva precedenti, che si avvicina verso di te puntando una pistola che è credibilmente una pistola vera, la percezione è di immediato pericolo di vita. Questo, come dire, è difficile contestarlo anche nel racconto più ideologico che si può fare. Ora questo agente risulta iscritto nel registro degli indagati. A regole vigenti è un atto dovuto e fine a tutela dell'agente, lo sappiamo anche noi prima che ce lo insegnino i soloni. Facciamo notare però che giustamente una delle architravi del decreto sicurezza bis è esattamente modificare questo automatismo, cioè eliminare l'automatismo per cui un agente delle forze dell'ordine se purtroppo è costretto ad atti del genere nell'evidente espletamento del proprio dovere, sotto evidente minaccia, per evidente autodifesa rispetto a un evidente pericolo immediato, ebbene non scatti l'automatismo dell'iscrizione nel registro degli indagati, perché è una prassi, dovrebbe essere una prassi normale di ogni vivere civile e democratico, difendere chi ci difende, chi è deputato a difenderci quotidianamente per stipendi non faraonici, diciamo così, in zone franche fuori controllo come il boschetto di Rogoredo. È curiosa la reazione della politica e degli opinionisti di sinistra, per cui hanno la faccia tosta di dire che c'è un'emergenza sicurezza e che il governo non ha fatto abbastanza. Ora, a scanso di equivoci, a giudizio di chi vi parla, il fronte sicurezza insieme al fronte fiscale è uno dei due fronti su cui in quest'ultima fase di legislatura il centrodestra deve avere un colpo di reni e accelerare. Ma se c'è qualcuno che ha credibilità sotto zero, non zero, sotto zero parlando di sicurezza, è esattamente la sinistra che negli lunghi anni in cui ha governato ha relegato il tema a sostanzialmente paturnia di un gruppo di fascisti, perché questo è stato incentivando una delle con cause immediate della mancanza di sicurezza, e cioè l'immigrazione non fisiologica, ma la patologia dell'immigrazione incontrollata. La cosa bella è che mentre, tra l'altro, a giorni alterni, diciamo, suonano l'allarme sicurezza con credibilità zero, poi sollevano tutto il polverone e l'isteria sulla presenza dell'AIS alle Olimpiadi di Cortina. Quindi da un lato non si fa abbastanza sull'emergenza sicurezza, dall'altro al lupo stanno arrivando le squadracce fasciste dell'AIS, che ovviamente non sono tali, sono un'agenzia federale fondata da Bush, che peraltro ebbe il suo record di espulsioni di immigrati clandestini sotto il mandato di Barack Obama, eppure nessuno parlava di squadracce di Obama. In ogni caso lo psicodramma sulla presenza dell'AIS, la delegazione americana alle Olimpiadi, è un'altra farloccata di lor signori, perché è stato ieri chiarito
che gli agenti dell'AIS arriverebbero in Italia non per effettuare operazioni di polizia che sul suolo italiano sono ovviamente monopolio delle forze dell'ordine italiane, ma perché faranno parte del servizio diplomatico e offriranno una prestazione di intelligence per la sicurezza delle principali autorità americane, tra cui il vicepresidente Vance e Rubio, cioè non dei passanti, e della delegazione americana, coordinandosi nel caso con le autorità italiane. Quindi è un caso che non esiste. Quindi da un lato l'emergenza sicurezza di cui parlano hanno credibilità zero sul tema, dall'altro sollevano la psicosi dell'AIS in Italia che non esiste, insinuando un nesso ideologico tra le operazioni dell'AIS e quelle della polizia italiana, degli agenti italiani che operano nelle condizioni di cui sopra, dell'agente di cui sopra, a cui va tutta la nostra solidarietà. Morale di tutto questo: la sinistra politica e il mainstream editoriale intellettuale di sinistra sul tema sicurezza dovrebbe solo fare l'unico atto di decenza fattibile: tacere. Grazie a tutti, vi aspetto stasera.